Quasi tutto pronto per la seconda corsa, una prova riservata ai gentleman in salchi a cavalli di 4 anni. Vincitori da 8 a 25.000 euro in carriera, un match sulla carta tra il numero 2 di Forrest AS, interpretato da Matteo Zaccherini, e il numero 4 di Flash Italia, interpretato da Massimiliano Michelotto. Loro due nettamente i più attesi. Il ruolo di terzo incomodo è affidato a Fortana Sì, con vicino nella valutazione Freya Baba. Autostart in movimento. All'1 Fiordalisa Blu, Michela Rossi, 2 Forrest AS Matteo Zaccherini, 3 Fortana Sì Ilaria Vecchi, 4 Flash Italia Massimiliano Michelotto, 5 Flamingo Ral Antonio Scarano, 6 Furia Love Baldo Patrick Romano. In seconda fila 7 Freya Baba Otello Zorzetto, 9 Fly dei Greppi Nicola Del Rosso. Autostart che ha raccolto i concorrenti lungo la curva di sinistra si appresta ad accelerare per il lancio. Partiti. È veloce Flash Italia che prende il comando, c'è stato l'errore di Flamingo Ral. Flash Italia nei confronti di Fortana numero Sì, 5 Flamingo Ral Furia Love Baldo squalificato. che cerca un posto in corda. In quarta posizione c'è Forrest AS che precede Fiordalisa Blu, quindi ancora Fly dei Greppi e Freya Baba. 15 il lancio con al comando Flash Italia, che è scattato bene dal centro dello schieramento e vede arrivare al suo esterno la sagoma minacciosa di Forrest AS. 33 per i primi 400 di corsa, con il battistrada Flash Italia che guida, Forrest AS che si presenta ai lati di Fortana Sì e poi Furia Love Baldo, Fiordalisa Blu, Fly dei Greppi e Freya Baba. 45,4 per i primi 600 di corsa, con Flash Italia che mantiene buon ritmo per far pesare la risalita Forrest AS. Rimane a contatto sempre Fortana Sì che precede Furia Love Baldo, gli altri un po' più indietro. Un minuto spaccato per i primi 800 metri di corsa, con il leader che non fa mancare il ritmo. Ha sbagliato Fortana Sì e così Forrest AS numero può 3 ripiegare Fortana in scia squalificato. al battistrada Flash Italia dopo un chilometro svelto in 1:15,1. Continua in vantaggio Flash Italia, nella sua scia sempre Forrest AS. Gli altri che sono una decina di metri più indietro, cappeggiati da Furia Love Baldo, sul quale si presenta Freya Baba, ma tutto ciò a distanza dalla testa. Ancora un 14,9 di là. Flash Italia che cerca di tenere a distanza Forrest AS, il quale continua a seguirlo. All'imbocco dell'addirittura d'arrivo si avvicina anche Freya Baba. La retta per Flash Italia che è in vantaggio, Forrest AS che imbocca l'open stretch, poi Freya Baba a distanza, si difende Flash Italia dal tentativo di Forrest AS. Flash Italia che controlla anche lo strenuo tentativo di Forrest AS, viene a vincere. Al terzo posto finisce Freya Baba. 1:14,9 per il cost to cost di Flash Italia. Massimiliano Michelotto in salchi per il training di Lorenzo Baldi. Colori della scuderia Giovane Italia, la vittoria del figlio di Creatine e Unique Griff in cost to cost a buon ritmo per farla pesare a Forrest AS che corre bene ma si deve accontentare del secondo posto. Terzo a distanza è Freya Baba.